saluto a tutti e ben agattados. Io sono Mario De Montis e sono presidente dell'Associazione Culturale Ala Simbolo. E questo è il primo video che facciamo di una serie biomanna in cui valorizziamo tutto il patrimonio artistico e culturale di Diris e di Oeghi che è Saida di Ussi. E ora mi fa piacere di cominciare proprio con il suo presidente dell'Associazione Culturale Coro Bogas Novas, il più giovane presidente del suo coro Bogas Novas, che si chiama Filippo Careddu, e è il più giovane, Filippo Careddu, è il suo presidente più giovane, e quindi cominciamo già presentati Filippo. Io sono Filippo Careddu, nasci da Pacchi di Nussi, e nulla, da 2 anni e questa parte sono presidente del suo coro, sono più giovane, un po' come, prende chi entra magari pure altro pizzino giovane a si ponere a cantare, a far andare adelante la cultura sarda e la cultura dei Ussi soprattutto. Per valorizzare pure la lingua e la tradizione. La lingua dei Ussi, so poeta dei Ussi pure. Chi si che tende a morire in Ussi proprio la lingua sarda. Quindi grazie al suo coro pure, lo devo ringraziare pure per questo che aiuta in medalogo la cultura e la lingua nostra. Dai me, dai quando va sapere questo dono del suo canto, dai. Da 8 anni mi è giunto un amico a cantare in sede del suo coro, a Soppiano. Già dai primo che era che devo entrare a cantare, però l'ho sempre detto no, non mi piace, non mi piace. Invece una volta che andiamo un bappo posto su bordi che da voi ti piace. Sì, mi piace. Quando mi tu che fu presidente tanto, quando mi fiate ho visto l'ultimo anno di Tonino Sanna, se non mi sbaglio. Poi da voi perché è Andrea Tedde. Andrea Tedde. Sì. Invece come entrare come membro in suo coro, quando sei entrato? Quanto anno bisogna il suo coro? Un di anno quest'anno. Un di anno a maggio. E sa prima volta che ha cantato, te lamenti? Sì. No, vedi la cavalcata sacra. Tanto su coro fa su battesimo, fa i migai, su coro sa prima cantata in pubblico, andai e devia alleare un padrino. E Deo hai alleato Antonio Serra, su battesimo proprio. Antonio Serra l'hai fatto per padrino. Tu la sai intanto che sa ammentare che quando si fa da adesso coro Bogas Nova dei Ussi non bisogna dimenticare mai la memoria di Vicente Mura, che è stato un fondatore e un presidente per metà anno che ha giunto metà in alto il suo coro in tutta la Sardegna, giuttando pure la lingua e la tradizione nostra, e quindi lì lamentiamo a Vincenzo Mura. Più adelante andiamo a lamentare pure, già sono io, grazie a Dio, sono stato il fondatore, Mario Masia, e tutti gli altri membri che bisogna stare in tutto questo anno. Filippo non bevuto quando è nato, nasce nel 78, quindi ha 33 anni di vita su coro di Ussi. Da quando sei presidente? Come so 2 anni e mezzo, ma non abbiamo allungato la presidenza perché purtroppo mi sono accattato il superiore su Covid. Su coro come tutte le altre cose si è fermato. Non abbiamo potuto né cantare, né non sa cantare, né nulla. Dico che si sappiamo pure difficoltà, se questo è pure il motivo che ha convidato a Filippo a fare questa rionata. Capite, pone che di questo Covid su coro si è sappiamo pure in difficoltà in Ramos. Sì, purtroppo sa serata che non tiene io a livello economico
non ha permesso di fare progetto che comunque su coro ada. Capite, su coro si tenia bio grazie a questa serata che faceva, sì, sì. E poi vedere se si pesa. Sì, si pesa su un altro e poi comunque organizzare magari qualche concerto su paese, cosa che. Su un altro tesinare, sempre romatesi. Su un altro è Danilo Pingiori, da 21 anni, 22 anni ormai. 22 anni, sei affezionato. Sì, non si carriera da andare ed è una cosa positiva però. È una cosa meta. Sì, sì. Prima di adesso poi è cercato pure su primo mastro del suo coro fidi come non mi viene su nome, che è mastro come pure da su coro di Piaghe. Che vivo dell'ante giù. Sì, no, prima vivi Rizzu. E poi Piero Concu, su mastro Piero Concu che come è in Piaghe. Su coro di Piaghe? Sì, su coro di Piaghe, su un amico, su un nostro amico grande. Io non lo conoscia a Filippo, ma da un vago lasciato qua quando ho leggito una cosa che ha pubblicato in Facebook, che gli domandai all'aiuto e ha descritto che queria un compito a dare che poi su 2.000. Ecco, questo pizzino è entrato in simpatia e stima, capite, un altro si è dato sua da 28 anni, un altro ha dato tutte queste difficoltà, se non dico si resistito a sedare te vaghere. Infatti questo video lo stiamo facendo pure con un appello, capite, da voi. Intanto ringraziamo pure Antonello Corredo che ci ha fatto la ripresa, e il suo video da voi abbiamo apponne tutto il suo numero, utile, se che può servire, può aiutare su coro di Ossi, capite, fa che parte del suo patrimonio, del suo patrimonio culturale della Saida di Ossi su coro, e non deve morire. Ha una storia, 33 anni, interamente in cui sanno chi sei tu, è un diganno, se no. Sì. Quanta sarà da fare sanno? Allora, noi prima le faghi sì, comunque l'economia andava pure bene, perché c'è pure un problema di economia. Siamo arrivati a fare 50 serate a sanno, una ogni tira più o meno. Poi piano piano l'economia è andata male e pure noi abbiamo abbasciato questa serata. Come sono andato due, noi mai abbiamo pedito nulla a nessuno. Mai. E bisogna tenere pure che il Coreus è sempre stato presente in tutta la manifestazione, sia culturale che sacra, sì. E matrimonio, è sempre stata presente, è proprio una figura presente in questa comunità di Ussi. Ed è per questo che non la dobbiamo perdere, è una ricchezza che non dobbiamo perdere. E si è andato pure all'estero. Abbiamo fatto viaggi in Svizzera, in Trentino, Figasio, Borneo, in Campania. E da poi l'ultimo viaggio che abbiamo fatto è stato in Roma, un pare a Sosamito dei Sinergie di Cuori. Figli di Naramu a Natale, sul periodo di Natale, e poi a giocare Sosalluvionato di Olbia. Su 2002 se non sbaglio, e un pare a isso abbiamo cantato in piazza Navona, siamo dedicato 3D e è stata una bellissima esperienza. Si fa che questo gemellaggio culturale, sì, e poi in lampada del su 2002 sempre siamo andati a Finale Emilia a giocare invece sul terremotato. Una bella cosa solidarietà. Sì. Dunque si sono un gruppo ormai, un coro abbastanza famato, dai, Naramu a livello di Sardegna. Naramu che pure fuori non conosco. E in Sardegna invece che si è cantato da Farizia serata? In Sardegna abbiamo girato tutta la Sardegna, tutta. Quali sono i sanno più bello Naramu, più che ha fatto... Noi abbiamo fatto più serata alla fine, dai, su 2010 a su 2003 Batturri. Canta in questo 33 anni, quante persone va passato? Abbiamo su un numero. Allora, abbiamo un po' fatto un conto. Da voi sul prossimo video l'ho chiesto. Allora, quando abbiamo festeggiato su 30ennale, su 2018, l'ho presentato, poi sonore devo presentare.
Ma poi fatto so conto, perché abbiamo che invitare tutto so corica. Siamo arrivati a 60 battor, una 60 cosa battor. che sì. So più mano sono Francisco Pinna, Mario Masia, diventavamo qualcuno, Gianmaria Martinez, poi Bessovia, Giuseppe Soggia. Adesso che vivo Nino Manca, no? Tutto questo. Sì, poi questo che l'hanno fondato finì, vabbè, Vicente Mura, buonanima, Mario Masia. Sì, ma momento che fa che saprò addirittura i Sachentina sua. Sì, sa prima volta finì a girare Sachentina e sa domo. E dopo per fortuna. È una figura, un oberno importante, meno importante. Sì, poi per fortuna hanno fatto la prima serie che finì a Roma, sul piccolo, a Roma. La prima serie La prima serie su loro finì a Roma. Oh. Poi vedere che su Coreossi ha valorizzato pure la poesia del suo poeta Pedro Muresio. Canta poesia anzi cantato di Pedro Muresio. Fizzicheddu fu sa sua? Fizzicheddu sì. Una bellissima sa sua. Naramo su sa cantone che non piace di più, però è che in Salimba Sarda. Bellissimo. In Salimba Sarda che narra comunque pure a noi giovani, perché una parte ne narra a noi giovani devono essere, come ti si può narrare, non devi muovere bigonza, devi dare sul sasso. Su che capitello. E soprattutto infatti come tu per me che sono una vita proprio di Salimba Sarda è molto importante che questa regionata la stiamo facendo con loro giovani in saldo, capite? Potete dare un input a altro giovane. So. Con nonna devo fare così in sacro, una mamma tua è fedele mia, quindi ti vai dai pesati in saldo, ma è una cosa comunque bella in Salimba Sarda è che è quasi paragonata a procurate moderate. Perché narra pure di imprimere a mano forte su sardu in ogni luogo, in ogni momento della vita, in scuola come in tribunale. Questa Salimba Sarda è la regina nostra, è l'identità nostra. Sì. Ad esempio una lingua ha un'identità, un popolo, un'etnia, insomma non nostra. E quindi è una cosa, un valore che dobbiamo tenere conto e giocare adelante. Ti voglio andare, metà CD si è fatto? Ne abbiamo fatto due. Su primo vidi sia CD che in cassetta su due mizza e si narra a Bogas Noas. Su secondo invece è stato fatto su 2010 si narra a Cantos della vita nostra. E tutto due so CD, naramo si potranno accattare pure in internet, si può cliccare coro Bogas Noas a chi interessa sì. andate in internet e lo cliccate sì, bisogna tutto due sobrano e lo potete come tutto due canta cantone e base allora su primo ne hanno fatto 8 ma sono tutto cantone fatta da noi naramo sì solamente cantata da noi tradizionale però pure tradizionale e su primo CD bisogna sa tradizionale come te Dio di Salve Maria Sacrappola invece in su secondo naramo che pure qualche brano nuovo e qualche poeta stesso pure Filippo tu che sei entrato presidente che hai 26 anni non hai saputo timori a affrontare sì e no sì e no vabbè su cuore più manno a mia su cuore più manno a mia infatti a volte mi devo narrare forse non questo l'ha fatto tutta pregunta cioè sull'ultimo pure a livello magari psicologico uno sì però ti narro di no a fianco a me Bifini comunque manno in più con leggende sabato tua in internet poi che comunque collaborai pure prima di essere presidente sì cioè narramo che da quando sono entrato sono sempre stato dentro sul direttivo comunque a livello pure di comunicativo sì però infatti, quindi non c'è stata una cosa improvvisa no è una cosa totalmente diversa però questa cosa
Fea che ha dato Filippo e chi è entrato il presidente in un momento feo, forse è più feo che per mai conosciuto. Non solo su coro, ma tutto noi. Passata la storia. Passa la storia poi stesso presidente su coro. Sì. Speriamo però che passa la storia poi, però chi può riprendere, sì. Bene, la cosa tirano avanti. E poi sono benedore, anzi progetto. Noi vogliamo collaborare con Siccola. Perché comunque sono pizzino. Scuola media oppure cominciamo dai esami media. Quindi altri sono un progetto bene. Sì. Siamo ancora preparando alcuna cosa, però queremos cominciare dai sopizzino, perché comunque Salimba deve partire dal pizzino. Come ti può essere questo progetto? Come ti si può coinvolgere questo pizzino? Una materia. L'Italia è una materia Salimba Salca, come te si italiano? E io la define i criere. Sì, come te si italiano, mi manca tra virgolette questa materia. Su un modo lo so obbligarono alle aree. Obbligare, no, perché c'è la parola fea. E non banda nessuno, infatti. Ma la pizzina obbligare deve piacere. Quasi si costringe, quasi. Ma deve piacere. Se non piacere non sta da denaro. Infatti pigliare un modo bello fare raccorsare con cose che li vedi, potrebbe essere pure un canto, la musica è una cosa che abbraccia a me questa cosa. Noi a questo punto abbiamo tanta cosa da narrare su Rasogoro, però come narramo su questa cosa più importante, che penso che Filippo ha fatto un comunicato a Sorroseso, ma pure a persone che non sono di Ossi, a dare un aiuto a Sogoro di Ossi che ha passato un momento non bello, per un motivo che ha dipiegato in Sara, e sicuramente ha da meta progetto dei giocare adenanti e hanno bisogno di un sostegno economico in questo momento. E noi a Seso lo dobbiamo raggiungere, quindi si chiede se narra qualche cosa. Nulla, noi non abbiamo mai pedito nulla, siamo sempre stati presenti. Siete stati sempre autonomo. Sì, abbiamo che fido va che narramo con sui nari noi. Però come su un'emergenza? Come non sacattiamo in un momento? Non è che oltre, non è che... No, purtroppo su dei po' che fidugai. Non fattende uscita, sei luogo. Tanto si pesa, siamo non possiamo dare a suo paese cui chiediamo dare veramente. Siamo resido a fare su 2 per 1000 tramite su Ministero della Cultura. È molto semplice, chi ha da denunziare sul reddito può donare tramite sul codice fiscale del Sugoro su 2 per 1000 che è 9203 7220909. Basta una in firma. Antonello da voi se lo segna e lo pone di suo figlio. Da voi abbiamo pure aperto una raccolta fondi su GoFundMe. Si può cliccare infatti Coro Bogers Noas tramite GoFundMe perché è una raccolta fondi. Vado un numero? No, basta, si può donare minimo 15 euro, ma noi non pretendiamo che cosa manna. E come si fa a donare questa cosa? Tramite internet. Tramite internet, sì. E invece a livello più pratico, se un anziano, Natale o più paganza può dare qualche cosa, come te fa? Sì, mi chiede chiccare, devo tutta la risposta che chiede, assolutamente. No, perché suonare non lo senti cogliente, nuda in uso. No, nuda. Quindi in internet è su 2 sì, in internet pure è tracciabile. Sa cosa la chiediamo fare pure a Salute sul Sole, non piace trasparente. Sì, esatto. Siete come insegno comunque a allenare una rana. Sì, abbiamo cominciato a fare questa prova a inizio in Piazza Sardegna. Come invece siamo a Sant'Ittoria. Su Piazza Sant'Ittoria siamo provando, poi per fortuna ci hanno chiamato su Trese. Quindi piano sì. Su 3 de lampada dobbiamo cantare un affido in Tattari. L'unico problema è che ancora dobbiamo cantare un bacullaco, non possiamo cercare. Appunto devi fare come te. Sì.
de classico, una sì, e manca, dai, questa cosa. E manca sì, su contatto, contatto corale. Sì, sì. Però mezzo tenuta, dai, piano piano, Sì, l'importante è che si è andata avanti. Bene, io poco da poi vi adenate con un compromesso, lo facciamo a suo coro completo naturalmente, che facciamo proprio questa storia del suo coro di Ossi, in un altro video, e noi lo coinvolgiamo tutto. Poi ringrazio Filippo di aver accettato questo compito che l'ha fatto a bene a fare questa rionata e noi lavoriamo a suo coro che infetta serata meta e che ragazzi questo cammino che hai primo e che poca cosa vedi là da vendere. E a te ti auguro, quanto per fare lo presidente? 2 anni. Ah, ogni 2 anni lo sì. cambiamo. Come un anno in più, ti darà una notte, sì. lo sta il primo. Vabbè. Va bene, ringrazio ancora Filippo e nos auguriamo di nobile sano in un'altra occasione. Addio a tutti.